accorpamento, poca chiarezza nella definizione delle nuove funzioni. Cosa temete come comune capoluogo e cosa temete come residenti della provincia di Rovigo con i futuri cambiamenti? Beh, innanzitutto apprezziamo l'atteggiamento di ANCI Veneto che fin dal primo momento, peraltro cosa sostenuta da tutti i 50 comuni della provincia di Rovigo, oltre che dalla nostra amministrazione provinciale, che Rovigo mantenga la propria integrità territoriale, quindi che non vengano fatti degli spezzatini un po' con Verona, un po' con Padova e un po' con Venezia. Detto questo, è giusto ragionare primo della specificità della provincia di Rovigo, quindi tener conto di quello che è emerso sia a livello di statuto che anche di piano sociosanitario, dove Rovigo insieme a Belluno ha avuto riconosciuta la propria specificità. E poi da ultimo la giusta preoccupazione di ANCI Veneto, che è anche la nostra, emersa anche nell'assemblea di oggi, che è quella di andare a chiarire competenze e che fine faranno i servizi, perché al di là del discorso di unirsi con altre province, su cui per carità si possono fare anche dei ragionamenti suggeriti anche da ANCI Veneto, la prima questione è che fine faranno i servizi, cioè se Rovigo, già capoluogo di provincia e il nostro territorio, manterrà servizi, istituzioni, competenze, oppure se questi spariranno. Cioè, insomma, la preoccupazione e la paura è che Rovigo diventi la città dei palazzi vuoti, cosa che non solo noi amministratori non vogliamo, ma soprattutto i cittadini non vogliono. Perfetto, grazie mille. Grazie.